di delegazione Angelo Caramanno è voluto essere presente nel suo vecchio stadio, perché Angelo ha giocato con l'Aragona, ora è presidente di delegazione, sempre in mezzo allo sport. Che impressione hai avuto della struttura e di tutti questi bambini che oggi sono scesi allo stadio comunale? Allora, per me è emozionante tornare in questo campo perché ci ho vissuto tanti anni da calciatore e anche da allenatore e quindi ritornare ad Aragona è sempre bello. Trovare questo campo è meraviglioso, è un gioiellino. Veramente uno dei campi più belli che abbiamo in Sicilia e quindi io come presidente della delegazione Agrigento sono orgoglioso di poter usufruire di questo campo perché sicuramente l'Aragona lo mette a disposizione delle nostre attività che facciamo in federazione, sono sicuro. Devo fare complimenti ai tre sindaci che si sono succeduti dal 2011 a oggi per averlo portato a termine, ma soprattutto a Tonino Butera che è il nostro componente, che è stato veramente l'artefice perché è stato sempre presente e ha pungolato sempre i vari amministratori affinché ciò avvenisse. Alla fine la cosa principale è che il sogno si è realizzato, un sogno realizzato in un campo, come dicevo prima, un gioiellino nel vederlo, nel calpestarlo e quindi che dire, noi siamo orgogliosi che questo campo possa dare ad Aragona di nuovo una squadra di calcio e che molti bambini possano tornare di nuovo a fare attività calcistica, specialmente in questo contesto, in questo periodo particolare di Covid, dare questa struttura è meraviglioso. Quindi complimenti ancora e auguri per le attività future all'Aragona. Stadio comunale Totorrusso c'è il presidente Santino Lopresti, presidente, un avvio attività alla grande per questi bambini. Sì, questo è come dire, lo sapevamo, lo capivamo che erano la parte più debole della società e dopo un anno di stare fermi, chi aveva le conseguenze, chi aveva, come dire, sentito di più degli altri questo stare fermi, questo stare a casa, erano i bambini. I bambini hanno necessità di stare su questo campo perché gli consente di stare insieme, stare all'aria aperta ed essere liberi. L'amministrazione comunale ha realizzato un grande progetto, ha fatto un campetto in erba sintetica, illuminata, quindi si può giocare per molte ore della giornata e anche una parte della serata, dando precedenza ai bambini che nel pomeriggio possono venire a giocare. Io dico però che noi stiamo ripartendo, ripartirà anche il calcio regionale, ripartirà a livello nazionale, però abbiamo la necessità di non chiudere e per non chiudere c'è una cosa che è importante, il vaccino. Noi dobbiamo vaccinarci tutti, la Sicilia, chi vuole partecipare alle competizioni dovrà essere vaccinato e quindi come dire, per noi è un obbligo anche di tipo sportivo. Ecco, facciamolo tutti perché questo ci consentirà veramente, ma non solo per il mondo del calcio, ma in generale di poter essere un po' più liberi tutti e di evitare, ecco, così come ancora vediamo, una serie di persone che vengono a mancare e quindi nel rispetto di questi e delle persone che talvolta si ammalano e non ce la fanno, è giusto che noi invece come dire, facciamo questa operazione del vaccinarsi perché io ritengo che attraverso il vaccino possiamo veramente guarirne tutti. Presidente Valenti, una giornata importante per Aragona, si inizia il calpestio del nuovo terreno di gioco, tantissimi bambini al campo, questa è la più bella soddisfazione che si può avere. Sì, sicuramente è un momento importante, un momento dove c'è l'inizio di un'attività. Per adesso c'è stata la progettazione, la realizzazione di questo stadio, adesso inizia veramente la cosa più bella, quella di usufruire questo impianto bellissimo, questo impianto che veramente darà sicuramente tante soddisfazioni, non solo a te Torino che sei stato continuamente dietro a tutte le situazioni pur di realizzare una cosa così bella, però penso che sarà una cosa che sicuramente l'Aragona, la provincia, un po' tutti usufruiranno di un cielo che darà la possibilità, a mio avviso, a tanti di questi bambini di poter ritornare in questo stadio a praticare attività motoria e soprattutto a divertirsi. Credo che sia la cosa più importante.